In questo incontro partiamo giovani, questo è molto bello. E devo intanto ringraziare, ma veramente poi lascerò la parola a Chiara, perché veramente nasce da una sua idea. Nasce proprio da uno suo sforzo nel creare questo cluster, diciamo, di ospiti, che avete visto nel programma, ma non è escluso si arricchisca anche a dicembre. E grazie anche agli studenti, perché il titolo viene dagli studenti. Abbiamo fatto un brainstorming per i titoli. Grazie Felix, grazie agli studenti per le motivazioni, per le idee. Grazie Uniferpi anche per la condivisione che poi ci porterà a un percorso che spero assieme andremo virtualmente a Milano. A questo punto io passo la parola a Chiara. Chiara, se vuoi dire allora qualche parola tu anche a nome del comune che c'è sempre vicino dall'inizio di questi eventi che abbiamo iniziato il semestre scorso con il lockdown. Sì, grazie mille Comune di Gorizia. Grazie per aver assolutamente accolto l'invito, credo sia fondamentale, come ho sempre detto dall'inizio anche del mio mandato, questo collegamento tra il territorio e l'università. Gli universitari in particolare appunto sono comunque una risorsa, una contaminazione per la città che insomma questa contaminazione può far crescere la stessa città. Per noi come amministrazione è fondamentale, per cui insomma ci siamo e ci saremo. E grazie ovviamente a Felix e a tutti anche gli altri ospiti che ci accompagneranno nei prossimi giorni per aver accettato il nostro invito. Allora, Simone, vedi la brevità dell'assessora del comune di Gorizia, se vuoi anche tu emularla in brevità, ma assolutamente anche in importanza di contenuti. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, io sono Simone e oggi vi porto insomma i saluti da parte di tutto il team di Uniferpi Gorizia, anche se devo dire che molti di loro sono presenti oggi, sono in quei 111, proprio perché l'evento secondo noi è fondamentale, ovvero è bello parlare di comunicazione all'università, in eventi online, però è ancora più bello forse parlare di comunicazione quando allo stesso momento valorizziamo anche uno dei settori tipici del nostro territorio, il settore vitivinicolo, e quando valorizziamo il territorio stesso. Quindi noi siamo molto curiosi, molto contenti, insomma, di sentire il relatore di oggi. Ringraziamo sia il prof per l'organizzazione dell'evento, il comune di Gorizia con l'assessore Gatta e anche tutti i ragazzi, insomma, che dietro le quinte sappiamo hanno collaborato insieme al prof per organizzare questo evento. Vi invitiamo poi nel pomeriggio, magari se vi perdete qualcosa sull'evento o semplicemente volete, insomma, rendere anche più informati i vostri amici su quello che si è detto, a visitare i nostri canali social perché qui posteremo anche un riassunto breve su ciò che si dirà oggi. Quindi non mi dilungo, seguo le orme dell'assessore Gatta e insomma vi porgo i saluti e buon evento. Ecco, Felix, adesso a te lascio la parola, mi vedrete forse scomparire, ma è solo per resettare il computer, vi seguo, o un tablet o un cellulare, vi seguo comunque. Ottimo, buongiorno a tutti, sono Felix Jerman, grazie mille per questa bellissima occasione di condividere un po' le mie esperienze. Però bene, un grande piacere, un onore presentare un po' le mie esperienze e qua fin da subito diciamo che io un po' racconterò il mio inizio del mio percorso in Friuli e poi in giro per il mondo e come ho, grazie alla mia comunicazione personale e così qualche skill set di PR, sono riuscito un po' a portare avanti i miei progetti e ad ottenere un po' i miei obiettivi, quindi a raggiungere i miei obiettivi. E la ragione è perché inizio con una mia foto di quando avevo 8 anni su un elicottero, è un po' perché si rivedrà un po' questo discorso di giocare, di continuare a giocare e di continuare a ricercare delle esperienze nuove. E secondo me la comunicazione PR ti porta proprio a continuamente trovare delle nuove esperienze che ti incuriosiscono ancora di più, che ti fanno vivere ancora di più
E quindi questa idea di make it happen, farlo cadere, è sempre stata con me fin dall'inizio, proprio fin da quando ero piccolo. Infatti alle medie, quando abbiamo creato un progetto, abbiamo creato un nostro piccolo personal brand, ho scritto come quote, come citazione, make it happen, e secondo me è sempre stato qualcosa di importante che poi si ricollegherà un po' tutto. Quindi partiamo subito con le mie origini. Ovviamente, come sappiamo, il mio nome è un cognome importante, friulano e nel mondo, proprio grazie alla tradizione dei vignaioli. Ovviamente una famiglia molto importante, legata alle tradizioni, legata al territorio, che grazie alla passione di un prodotto, il vino, è riuscita a portare il nome Friuli in giro per tutto il mondo, e grazie alla famiglia Jerman, al brand Jerman e anche a altri brand importanti del settore vitivinicolo, hanno portato questa regione veramente in ogni dove nel mondo, riconoscendola proprio per la qualità di questi vini. Io fin da piccolo sono stato cresciuto a contatto con questo lavoro, e questo qui è un lavoro molto più manuale, tradizionale, dove il lavoro di comunicazione e PR magari sono quasi anche delle parole volgari, perché lì si basa veramente sulla dedicazione e sul lavoro manuale che si ha con la terra e il prodotto stesso, quindi con l'uva e poi il vino. Ovviamente per riuscire a vendere un prodotto di qualità di questo genere bisogna comunicarlo al mondo, bisogna essere presenti, bisogna viaggiare. Infatti poi verso la metà di questa presentazione racconterò anche il mio percorso nell'azienda e come siamo riusciti ad ottenere dei nuovi risultati e delle nuove, come dire, esperienze vincenti per comunicare il nostro vino a un pubblico preciso. Però queste sono proprio le mie origini, che sono molto importanti perché mi hanno veramente formato, e tutto il mio percorso da quel momento lì ad adesso è stato attorno al mondo del vino, e oggi sono qua per raccontarvelo. Un attimo anche per raccontare un po' il mio percorso di liceo, perché io ho fatto fin da piccolo, fino da 12 anni, sono uscito dall'Italia, dal Friuli, e sono andato in Austria a studiare a St. Gilgen, che è un piccolo liceo internazionale vicino a Salisburgo. E perché lo menziono? Perché è stata veramente la mia prima esperienza a dover comunicare me stesso. Qui io ero da solo l'unico italiano che parlava poco inglese a 12 anni, con un gruppo di persone, cioè studenti veramente piccoli, young, no? Però magari con già più esperienza di me di viaggiare, e qui proprio sono dovuto farmi valere comunicando insomma la mia identità, la mia persona, parlando e essendo presente. E quindi fin da piccolo, da 12 anni, ho avuto questa possibilità, che era all'inizio magari anche un problema, perché ovviamente non parlando bene l'inglese e il tedesco mi sono dovuto veramente dare da fare per imparare le lingue e poter comunicare come magari comunicavo prima in italiano. Quindi è stato un big challenge, che però per me mi ha dato tanto, perché da quella volta lì poi non ho più avuto problemi di comunicare con le persone strane, quindi creare sempre più relazioni, che nel nostro mondo di comunicazione PR veramente bisogna cercare in ogni modo, anche se magari non si pensa che in questo momento questa relazione, questo contatto ci potrà servire, in un futuro non si sa mai se questa persona ci potrà aiutare in qualche maniera. E St. Gilgen in Austria veramente mi ha permesso di un po' aprire questa mia mentalità, aprire le mie ali nel mondo. E infatti qua un po' anche la mia scoperta, no? The discovery, turn fear into surprise, che sarebbe cambiare la tua paura magari della scoperta in qualcosa che ti sorprende. Quindi fate cose che vi fanno paura, fate cose che non siete comfortable with, nel senso cose che vi mettono un po' di ansia, però poi vedrete che con la pratica vi faranno, diventerà un gioco praticamente.
Infatti, surprise yourself like when you were 12 years old, quindi sempre questa idea di scoperta, di ricerca per esperienze nuove, e questa cosa qua secondo me nella mia vita non ha mai smesso, sta continuando, sta crescendo, proprio grazie alla comunicazione e un po' così alla maniera di esporsi, di buttarsi fuori nel uncomfortable. Quindi questo qui, St. Gilgen, uno step essenziale, diciamo così, per la mia crescita personale e come anche cittadino del mondo, perché sì, sono friulano, sono tornato alle mie origini, però come vedremo adesso, tutto un mio percorso all'estero che mi ha fatto capire che veramente quello che io avevo a casa, la nostra terra, la nostra tradizione, il Friuli, il nostro mangiare, ha un valore importantissimo che non si può ritrovare in giro per il mondo, e infatti sono tornato per così comunicarlo. Però qui abbiamo un'altra esperienza che secondo me è stata molto importante, ed è subito dopo il liceo, l'Australia, The Adventure nel Down Under. Down Under è il paese Australia, un po' così lontano da tutto, molto, molto wild nel suo senso. E qui io ho portato con me la mia tradizione ovviamente del vino e della ristorazione. La mia famiglia anche ha un ristorante storico a Gorizia, cui fin da piccolo ho lavorato, e proprio grazie a questa esperienza, alla mia connessione del vino e del cibo, sono andato in Australia da solo a 18 anni per provare nuove esperienze, per un po' allontanarmi dalla mia famiglia che mi aveva dato tanto, però magari mi aveva messo in una specie di box e per me era stretto. Quindi in Australia sono andato di nuovo a scoprire così nuovi orizzonti, e qui ho lavorato per quasi un anno nella ristorazione fine dining di livello, molto diversa, non molto diversa, però più diciamo goal oriented di magari della nostra trattoria, e qui veramente un altro step dove in contatto con i clienti e grazie alla comunicazione, quindi sempre grazie a essere presenti, a contribuire, a proprio essere te stesso, però cercando di coinvolgere tutti e facendo contento il cliente, ovviamente, perché questo qui è una parte importantissima del lavoro della ristorazione, che però anche, secondo me, è un fattore importantissimo nella comunicazione PR, perché bisogna sempre conoscere o capire chi hai davanti, capire chi è il tuo interlocutore e potergli dare qualcosa in più che ti ricorda di lui, della nostra esperienza, e quindi che torni magari anche al ristorante o che torni a condividere idee, a continuare un discorso importante con noi. Quindi secondo me anche questa idea della ristorazione, del servire il cliente, rimanere in contatto con il cliente è molto importante. Qui ovviamente ho venduto un casino di vino friulano, anche perché io, da esperto, così diciamo, persona del settore vitivinicolo in Friuli, ho proprio avuto questo desiderio di portare con me delle etichette che rappresentavano qualcosa. Ho venduto molto Rio Felluga, ho venduto molto Radicon, e poi alla fine sono anche riuscito a portare Yerman nel locale, quindi insomma sempre questo concetto di proporre il territorio dovunque andavo. L'Australia, diciamo, proprio mi ha dato questa possibilità e di capire che veramente quello che noi abbiamo qui in Friuli, qui da noi, è veramente una cosa unica. Abbiamo delle eccellenze che magari noi che viviamo qua ogni giorno non le apprezziamo così tanto, però veramente se poi le proponiamo con entusiasmo e professionalità a un certo pubblico, veramente possono essere apprezzate, e sono state apprezzate molto. Infatti durante questa esperienza ho conosciuto moltissime persone di tutta l'Australia, anche se ero in un posto a Noosa e poi a Brisbane, del nord dell'Australia. E quindi, diciamo così, sempre grazie a questo concetto di comunicazione, perché la comunicazione veramente è tutto
insomma, secondo me nel nostro percorso di vita, perché se non sappiamo comunicare, non sappiamo condividere le nostre idee, non sappiamo così raggiungere neanche magari i nostri obiettivi. Quindi la comunicazione è veramente essenziale. E l'Australia è stata veramente una bellissima avventura, durata un po' meno di un anno, però è stato il primo momento dove sono riuscito veramente a portare il mio Friuli, il nostro Friuli, in giro per il mondo, in Australia, veramente in un posto lontanissimo. Quindi avventura molto molto importante insomma, per la mia persona. Dopodiché, visto che comunque siamo in università, io sono stato all'University of San Francisco, a San Francisco, dove sono stato lì 3 anni, e qua volevo giusto un attimo raccontarvi qualche esperienza, secondo me, che è stata importante. Innanzitutto, anch'io ho partecipato a tantissime sessioni universitarie dove c'erano altre persone, speakers, che parlavano delle loro esperienze, dei loro business. Ho conosciuto tantissime persone di startups, di e-commerce, venture capitalist a San Francisco, che sono ancora ad oggi in contatto e mi hanno dato così un'apertura un po' più globale, internazionale ancora, ma molto aperta sulla tecnologia, perché la tecnologia veramente ad oggigiorno è il main driver. C'è tanta innovazione con la tecnologia, e a San Francisco sono riuscito così a assaporare questo concetto e poi riportarlo anche qui da noi in Friuli. Però molto molto importante veramente essere in contatto con tutte le università, ma anche e soprattutto cercare di rimanere in contatto con queste persone che parlano con voi, che condividono le loro così esperienze, proprio per possibilmente trarre qualcosa. Ovviamente non tutte saranno importanti, però una o due rimarranno e magari riuscirete a costruire qualcosa assieme. Quindi giusto due esperienze che volevo insomma, citarvi qua, che sono state importanti, dove il lavoro di PR è sempre stato importante. Sustainify, quella con il simbolo blu, con il rubinetto e la goccia, diciamo. Questa qui è un'app che abbiamo fatto a San Francisco per un contest che si basa sulla sostenibilità. E voi dite, cosa c'entra un'app ovviamente con il lavoro di PR e comunicazione? Anzi, come? È importantissimo, perché prima di tutto il mio ruolo è stato quello di creare la squadra. Io non ho pochissime, diciamo, tecnica di coding, programmazione, però sono andato a scavarmi fuori le persone che sapevano farlo, prendendo un programmatore di Apple e un architetto informatico per poter creare questa app. E tutt'oggi questa app è sull'App Store americano, solo americano, che funziona per l'Università di San Francisco. Un progetto molto bello, e PR è essenziale perché ovviamente costruire il team bisogna comunicare, devi comunicare la tua idea, e poi anche per capire se una tua idea possibile potrebbe essere interessante a un certo pubblico, quindi trovare il pubblico e capire esattamente come costruire, come proseguire questa app in base anche alle esigenze del tuo customer, il tuo ideal customer, quindi il tuo consumatore ideale. E quindi proprio comunicare, proprio andare a parlare con più persone possibili nell'università, nel campus, professori, persone, tecniche, e tutto questo è anche PR, perché ovviamente c'è la comunicazione. Quindi questo è stato un progetto molto importante, che non ha parlato di vino, però di sostenibilità. E quindi, parlando di vino, andiamo subito ad Italian Experience, dove ho fatto una serie di eventi, eventi quasi un po' parties anche, dove il concetto era insegnare all'universitario medio come experience a night out, in inglese sarebbe, no? Quindi come apprezzare questi momenti social, perché loro, come in tante altre parti del mondo, sai, sfruttano l'alcol magari per ubriacarsi, per, sai, fare cose che magari non farebbero. Io invece, assieme a un altro amico italiano, Lupo Venatti, abbiamo deciso di un po' cambiare questa prospettiva
e creare un'esperienza, diciamo così, molto più sociale, però più professionale, più educata, per raccontare un po' veramente quello che ci sta dietro e quella possibilità che si può avere di esperienza condividendo momenti, condividendo anche un bicchiere di vino. E quindi qua infatti abbiamo fatto varie esperienze durante i nostri 3 anni dove praticamente educavamo gli universitari in una maniera molto easy e casual, però a come così apprezzare un bicchiere di vino in un certo contesto. Ed è stata molto successful perché ancora adesso le persone mi scrivono, mi mandano foto di vini friulani che bevono, di vini italiani che bevono, perché siamo stati noi a proporli, che siamo stati noi a raccontargli delle storie dietro queste etichette e perché potrebbe essere per loro, diciamo così, un step up, un'evolution nel social behavior, secondo me molto importante. E poi l'ultima che vi racconto anche è Nomad Bar, sempre attorno al concetto dell'ospitalità, del un po' ristorazione e bar. Questo è stato un progetto, un'altra startup che abbiamo ideato per San Francisco e la Bay Area, dove praticamente noi eravamo un bar service on demand, quindi su richiesta noi venivamo a fare cioè portavamo tutto il servizio del bar con un maggiolino un po' hippie, diciamo, però si trovava molto bene nel contesto, abbiamo avuto molto successo. Nel contesto siamo arrivati 9 su più di 300 partecipanti iscritti a questa contest finale, e diciamo che l'idea non è molto innovativa, però cosa ci ha fatto vincere era la preparazione sul tutto il progetto e la comunicazione del progetto in se stesso, che è stata fondamentale per poter scalare le classifiche e arrivare praticamente nei 10 finalisti, arrivare top 10, position number 9. Poi Napa Valley, anche qua ho fatto mie esperienze lavorando in cantine, soprattutto seguendo l'esperienza in cantina che hanno Napa Valley, che parlando del Friuli siamo anni luce ancora indietro, magari anche sono realtà molto diverse, però l'approccio che loro hanno col cliente e l'incoming, quindi quando il cliente viene da te in cantina, it's to blow you away, because ci sono delle esperienze veramente, come dire, extralunari, che veramente ti fanno ricordare in una maniera l'esperienza che hai in cantina e il prodotto che non te la dimenticherai mai. E io ho avuto la fortuna di lavorare con delle cantine della Gallo. Gallo è una famiglia molto importante del vino in America e in tutto il mondo, anche che ha delle cantine più importanti a Napa Valley e a Sonoma, e io ho avuto la fortuna di lavorare lì, seguire l'esperienza e anche un po' tutto il discorso dei social media. E poi l'ultima a Dubai, un'esperienza che abbiamo fatto dove sempre la comunicazione è essenziale, perché siamo sempre alla fine in contatto con le persone e bisogna comunicare, bisogna essere social. Queste sono un po', diciamo, queste 5 esperienze che mi hanno fatto un po' cambiare anche un po' il mio metodo di pensare, PR comunicazione, ma sempre con un aspetto di tecnologia per essere sempre più innovativi. Quindi questo qua è un po' il mio Dare to Play San Francisco Vibes, che poi nella prossima esperienza ci sono tornato parecchie volte. Altre cose che volevo giusto un attimo, dei punti chiavi che volevo un po' raccontarvi, diciamo, su queste esperienze qua, è ovviamente sempre l'arte di vendere se stessi, perché alla fine ogni conversazione è una sale, c'è sempre una vendita in corso. Io oggi vi posso vendere la mia idea, la mia esperienza con positività o con negatività, quindi c'è sempre questo concetto un po' di vendita, non una vendita ovviamente per guadagno, ma una vendita per consolidare, creare qualcosa di più, per continuare una relazione. Questo è un po' un concetto che avevo spiegato prima, quindi secondo me l'idea di vendere se stessi è sempre molto importante, quindi l'apparenza, come vi presentate, come ci presentiamo è essenziale per il nostro settore di comunicazione PR,
perché ovviamente tutti ci giudichiamo un po' anche dall'apparenza, quindi super importante riuscire a vendere se stessi in un modo positivo ed efficiente per il nostro goal. And this is also, I think, questa è una cosa che secondo me funziona sempre ed è una cosa verissima, che però in certi contesti, in certe culture bisogna un po' tararla, perché ovviamente varie culture hanno vari behaviors, comportamenti che highest energy always wins potrebbe anche sembrare un po' troppo eccessiva. Però per me highest energy always wins, l'energia sempre vince, quindi siate belli attivi, io cerco sempre di emanare energia, positività, insomma condivisione, e ci vuole energia, e secondo me highest energy always wins, secondo me è una cosa essenziale per poter comunicare il tuo messaggio in maniera decisiva, con l'imprint giusto, e riuscire a fare appassionare più persone possibili al tuo progetto, al tuo goal. Quindi highest energy always wins, però da tararla in base un po' alle culture, perché ovviamente non si può andare in Giappone o in altre culture dove c'è un rispetto reciproco, una cultura basata sul rispetto, ovviamente con magari dei concetti di comunicazione come si potrebbero fare in America, dove c'è tutto un altro tipo di livello. Anche in Italia bisogna stare insomma così cauti su come si presenta, su che messaggio si vuole dare, perché anche in Italia, diciamo, siamo magari un po' più simili a una cultura, diciamo, così, che si basa sul rispetto, perché ovviamente c'è molto rispetto nella nostra cultura, quindi anche qui, insomma, da tarare in base alle culture. E poi secondo me l'ultima cosa che è importante che ho imparato secondo me a San Francisco, all'Università di San Francisco, è sii te stesso. Be yourself, perché se siamo noi stessi riusciamo veramente ad esprimere il nostro obiettivo, il nostro project, i nostri insomma goals. E ovviamente certe volte potrebbe fare male, ci siamo bruciati, mi sono bruciato, essendo me stesso, infatti queste cose bisognerebbe un po' saperle controllare. Però essendo te stessi, alla fine, secondo me, soprattutto come sto vedendo io un po' il mio percorso della vita, sì, mi sono bruciato, mi sono state chiuse certe porte perché per il mio modo di essere, il mio modo di pensare, però chiudendosi queste porte mi sono aperte tante altre, e quindi c'è sempre un po' questo concetto che ti porterà veramente, secondo me, al tuo goal, al tuo obiettivo, essendo te stesso. Quindi don't be ashamed. E quindi adesso partiamo, diciamo così, con le esperienze che ho fatto tornando in Italia, tornando in Friuli, perché ovviamente, come vi dicevo prima, io viaggiando, essendo in contatto con tantissime persone in tutto il mondo, creando connections, ho capito che quello che io avevo a casa era un tesoro che era difficile da ricreare da nessuna parte. Quindi sono tornato a casa nell'azienda della famiglia Jerman, ovviamente, nell'azienda Jerman, e qui il mio ruolo è stato un ruolo di comunicatore per l'azienda, quindi brand ambassador e export manager. Sono stato un po' più di 2 anni nel contesto, prima come intern e poi come full-time employer. Comunque un'esperienza importantissima, e qui infatti con il concetto di qua vi volevo un po' rappresentare un po' l'idea del highest energy always wins, confronto anche con il rispetto e la tarazione con le culture, perché qua sì, l'energia è importante, però bisogna ricordarsi che Jerman è un brand importantissimo, tradizionale, con delle fondamenta molto storiche, bisogna rispettare ovviamente il concetto della famiglia, della tradizione, del rispetto per la natura, quindi bisogna
avere, diciamo così, un filo di comunicazione. Il filo di comunicazione secondo me deve essere sempre molto tarato al progetto e al brand che andiamo a comunicare, anche se poi deve trasparire anche la nostra identità, perché anche se noi vendiamo un prodotto che potrebbe chiamarsi Yerman piuttosto che Leo Felluga o, non so, Red Bull, sì, va bene, il brand è importantissimo e quello anche identifica te, però le persone si ricordano di altre persone piuttosto, quindi sempre tralasciate un concetto di voi stessi. Quindi esperienza Yerman, dove ovviamente la tradizione, la viticoltura per esprimere un territorio, importantissima. Immaginate che dentro questo chicco di uva c'è tutta una storia, c'è tutto un filo, una cosa importantissima che poi viene spremuta, fermentata, vinificata per veramente raccontare un territorio, tutta una famiglia. C'è tantissimo racchiuso dentro questa sfera, questa gemma di uva che è veramente importantissima, che per noi Friuli, per la mia famiglia soprattutto, importantissimo. E quindi un po' il mio lavoro qua di comunicatore era proprio poter comunicare questa tradizione, questa importanza di questo prodotto, di questo tipo di lavoro molto specifico, che ha delle radici storiche, però riuscirlo a comunicarlo anche attraverso nuovi occhi, perché al momento non sono tutti che vogliono sapere della tradizione e della storia, ma vogliono anche sapere delle esperienze, delle emozioni che un certo prodotto ti dà. E secondo me l'emozione di un prodotto, soprattutto ad oggigiorno dove noi millennials ci basiamo sulle esperienze di un prodotto, sulle emozioni di un prodotto e saremo i prossimi leaders, ovviamente è importantissimo poter comunicare un prodotto di così tanta storia e tradizione anche attraverso alle esperienze e alle emozioni, che secondo me ad oggigiorno è un punto vincente. E quindi unire questa tradizione a questi concetti un po' innovativi per raccontare un vino con concetti un po' all'avanguardia, nuovi, per andare a raccontare questo prodotto magari anche un pubblico più giovane, ad un pubblico che si sta approcciando al mondo del vino e vuole capire di più, vuole scoprire di più, però ovviamente non possiamo andare a comunicarlo come magari lo si va a comunicare a un sommelier esperto di 20 anni o un ristoratore che da 50 anni porta avanti il suo ristorante. Quindi di nuovo tarare un po' il nostro ovviamente messaggio, stile di comunicazione molto importante con chi abbiamo davanti, perché ovviamente un prodotto come il prodotto Yerman è studiato per un'altissima qualità, però non è detto che questa qualità non può essere apprezzata anche da persone che sono magari alle prime armi col vino, quindi molto molto importante. Ovviamente qui andiamo con l'innovazione di comunicazione che vi raccontavo giusto prima, e questo qua è stato un progetto che abbiamo portato avanti da subito quando sono arrivato, proprio per rivoluzionare l'esperienza degustativa del nostro cliente, del nostro cliente esattamente. Ovviamente virtual reality, realtà virtuale, esperienza, dove in questo progetto qua abbiamo filmato, raccontato la nostra tradizione, la nostra cultura, le nostre vigne, la nostra cantina, il nostro stile di vinificazione attraverso questa serie di video in realtà virtuale. Quindi vuol dire che, non so se voi, immagino che qualcuno di voi l'avrà già provato, questa è proprio la tecnologia Oculus. Ovviamente secondo me ha tanto da migliorare, però è un buon inizio. Però quando si mettono su questi occhiali, questi goggles, veramente ti sembra di essere dentro nei vigneti, ti sembra di essere in cantina con noi, ti sembra proprio di parlare con noi, essere dentro la conversazione. Infatti giri su, giù, avanti, dove vuoi e tu vedi i tuoi surroundings, quindi il tuo attorno. E questo qua secondo me è stata un'esperienza, un progetto molto importante che abbiamo fatto assieme all'importatore Lux,
che è l'importatore per Yerman e altri brand esclusivi italiani negli Stati Uniti. Infatti qua vedete nella foto con me, vedete Marilisa Allegrini, che possiede la realtà Allegrini di Amarone in Veneto, nella Valpolicella, e anche altre realtà. E poi Pietro Ratti, produttore di Barolo, uno dei produttori più importanti di Barolo in Italia. E quindi grazie a questa sinergia di noi tre, di queste tre realtà, abbiamo potuto così un po' rivoluzionare il metodo di comunicazione e di esperienza del vino grazie a questa tecnologia. Abbiamo fatto una serie di eventi, seminari dove ovviamente con noi partecipanti che raccontavamo un'introduzione della realtà, poi lasciavamo al cliente, all'utente che era venuto lì a visitare, il tempo di vedere con i suoi occhi questa tecnologia, quindi vivere questa esperienza tecnologica con l'Oculus e poi degustare i vini. Questo è molto importante, infatti abbiamo avuto un grandissimo riscontro, anche se diciamo che io l'ho iniziato e poi adesso sta continuando. Abbiamo avuto un ottimo riscontro perché eravamo i primi in America a lanciare questo tipo di tecnologia con un vero tour. Altre cantine l'hanno fatto, lo stanno facendo, però noi veramente i primi a creare un tour, un influencer tour con persone influenzali del settore Horeca, quindi della ristorazione, hotellerie, enoteche, in tutta l'America, tutti gli account più influenzali. Influenzali vuol dire che hanno un potere importante nel loro settore e quindi riuscire a comunicare a loro, influencers del settore, i nostri vini, e questo è un nuovo metodo di comunicare i vini, quindi veramente un'esperienza molto interessante, rivoluzionaria, innovativa, che sta continuando, ed anche se io non ci sono più in azienda Yerman, ci sono sempre io che racconto il percorso della cantina, della storia e della tradizione attraverso l'Oculus, quindi in qualche modo continuo così, diciamo, a raccontare la nostra storia ai prossimi. Solo un feedback visivo, tu che slide in questo momento stai mostrando? Perché mi arriva una segnalazione che forse non scorrono, però non sono sicuro. Io vedo innovazione e rivoluzionaria esperienza, questi con l'Oculus. Esatto. Ok, allora siamo giusti. Non mi era arrivata solo una segnalazione perché non vedevano scorrere, però io lo vedo, quindi solo questo. Ok, nessun problema, scusami. Ditemi se devo fare qualcosa. No, semplicemente mi è arrivata una segnalazione che qualcuno non vedeva le diapositive e allora ho voluto verificare. Io le vedo, ma magari eri scorso avanti o magari non c'erano dei feedback, però io vedo quello che stai vedendo tu, quindi probabilmente è un problema di qualcuno. Ok, grazie, scusami. No, niente. Quindi insomma, Oculus Innovation, secondo me vedremo sempre molto di più di questa tecnologia. Ovviamente secondo me la tecnologia ha tanto da fare ancora perché diciamo che il video ce l'hanno venduto come HD definition, invece è abbastanza pixelated, quindi lì c'è ancora da migliorare, però per un inizio di esperienza, soprattutto perché immaginate queste persone, noi possiamo proporre la nostra realtà, fare vivere la nostra realtà oltre oceani, senza che loro prendano l'aereo e vengono fino qua in Friuli. Quindi portare il Friuli a loro praticamente, sia in una maniera visiva, ma sia in una maniera degustativa, perché assaggiando i nostri prodotti veramente riescono a assaporare il nostro Friuli. E soprattutto adesso, con queste problematiche, perché non si può più viaggiare tanto, non si sa come andrà a finire, ovviamente c'è tutto questo approccio che l'Oculus, diciamo, potrà veramente aiutare noi produttori, del settore vitivinicolo, ma anche in altri campi, perché so anche in campo della moda, per esempio, che per Milano Wine Week ha fatto le esperienze in 3D. Un'altra mia conoscenza che fa architettura, anche loro fanno vedere la loro showroom tutto in 3D, quindi non è un'esperienza magari così immersiva, però vedi tutto senza venire nella location fissa. Quindi ovviamente questo, diciamo, è anche un aspetto molto sostenibile perché
ovviamente si risparmiano tanti voli, tanti viaggi, quindi ovviamente tutto quello che il viaggio porta anche, ma soprattutto in questo momento qua dove le persone sono anche un po' impaurite, come dire, non hanno più questa confidenza di incontrarsi con persone estranee di tutto un altro paese, questa cosa qua ci veramente aiuterà e continuerà a aiutare a comunicare il prodotto a un grande pubblico sempre più interessato. Quindi virtual reality per Yerman è stata una bellissima esperienza. E poi ovviamente, secondo me, un altro concetto importantissimo con Yerman, che si vede molto, secondo me, nel concetto PR anche, che è l'unità fa la forza, perché ovviamente non ci siamo solo noi, non c'è solo io, è sempre, secondo me, un'unione di figure che fanno accadere un certo tipo di progetto. Il stesso networking è unità, perché ti fa aiutare da altre persone a connetterti magari con le persone che tu hai interesse metterti in contatto, quindi veramente essenziale essere uniti, e veramente il nostro lavoro di PR e comunicazione è proprio fare questa unione, portare assieme queste persone, creare questa unione di idee, di condivisioni, di progetti per uno scopo ben preciso, che è ovviamente l'evoluzione, development. E secondo me ovviamente anche questo nel semplice tradizione della viticoltura è molto presente, perché ovviamente per fare il vino non c'è solo l'enologo, produttore, titolare che lo fa, ovviamente c'è tutta una squadra, come potete vedere da questa foto qua, tutte queste persone che con la passione di anni di esperienza tagliano l'uva, poi c'è le persone che la portano in cantina, la pressano, la fanno fermentare, la fanno vinificare, la fanno affinare in cantina. Veramente un percorso che viene toccato da moltissime mani, da moltissime idee, proprio da un'unione per creare un prodotto di eccellenza che rappresenta il territorio. E secondo me questo è una bella, secondo me, sinergia di idee, che con un prodotto così tradizionale come potrebbe essere il vino e la viticoltura ci si può imparare molto anche per un concetto di PR, un concetto di comunicazione, perché si è sempre in contatto, si è sempre in comunicazione con tutti. Anzi, io in azienda che sì, facevo comunicatore, brand ambassador, però anche toccavo con mano il vino. Una di queste mani qua è anche la mia. E quindi importantissimo poter, diciamo, essere anche un po' così trasversali, nel senso riuscire a comunicare con tanti tipi di diversi tipi di persone, non solo le persone magari del tuo settore, ma proprio riuscire a entrare in contatto, in armonia, in sinergia con le persone di tutti i tipi di livelli, dalle persone che magari voi pensate che non siano magari così importanti, ma invece lo sono, come magari i vendemmiatori, fino all'enologo o al direttore commerciale in azienda, perché sono tutti lì assieme, perché c'è una sinergia di azioni, di movimenti, di pensieri che riescono a portare avanti, a comunicare un prodotto molto ben specifico. Quindi questa è un po' l'unità fa la forza, che è presente in tutti i nostri campi, e bisogna, secondo me, saperla maestrare. Quindi, yes. E poi, sto qua, l'ho tradotta dall'inglese, è una citazione che l'ho trovata, però non sono riuscito a trovare veramente l'autore. Però la vita è bella perché quando pensi di avere la risposta esatta, ti cambia la domanda. Io pensavo ovviamente che magari il mio futuro fosse molto lungo con l'azienda Yerman, che ovviamente 2 anni è solo l'inizio, però ovviamente qui con il tempo abbiamo capito che magari io non ero proprio adatto a una realtà del genere, perché c'erano dei confini che io volevo oltrepassare, ma per un rispetto
alla tradizione, ai fondatori, alle persone che ci lavorano, non era giusto farlo. Quindi, non era giusto farlo, non era il momento per farlo. E quindi abbiamo deciso che io avessi intrapreso un'altra strada, una mia strada proprio che adesso vi racconterò quello che sto facendo adesso. Il cane da guardia c'è anche qua, scusatelo. Comunque importante comunque capire chi siamo. Infatti il concetto di essere se stesso è importantissimo per poter, diciamo, entrare in sintonia con il proprio essere e poi andare veramente a attaccare chi vogliamo essere, chi vogliamo diventare. Per il momento continuare nell'azienda Yerman non era veramente il mio... non avrei potuto raggiungere tutte le mie potenziali, quindi sono uscito ad aprile di quest'anno, proprio in mezzo al coronavirus, un tempo molto drastico, diciamo, però ovviamente queste cose portano cambiamenti e anche in buono, e quindi diciamo divento Affix Vibes per promuovere l'eccellenza del territorio. È nata un po' per gioco, per continuare a fare quello che io facevo per la Yerman, che era proprio promuovere il territorio e le nostre eccellenze. Ovviamente prima parlavo principalmente solo di Yerman, anche se nominavo tante realtà vitivinicole e friulane importanti per rendere l'idea. E quindi durante proprio la quarantena mi sono attivato ancora di più sui social, che secondo me nel nostro settore PR e comunicazione sono fondamentali da essere attivi e essere presenti in qualsiasi nicchia che noi siamo. E grazie proprio a questo concetto di social, di promuovere il territorio e le nostre eccellenze, iniziando a promuovere le eccellenze le realtà che io ritenevo eccellenti per la loro qualità. È diventato un lavoro, è proprio diventato un lavoro, perché adesso ci sono cantine che mi chiamano per promuovere le loro realtà attraverso la mia pagina, perché anche se la mia pagina non ha un grandissimo numero di followers, ha un numero di followers molto attenti, molto attivi, costruiti durante i 2 anni con la Yerman e adesso ancora di più durante questo periodo di comunicazione social, proprio, e quindi mi chiamano proprio per comunicare la loro identità, e questo è diventato un lavoro. Però questo, diciamo, capisco che per me non è veramente quello che io punto a fare, poter comunicare le realtà, però quello che io veramente faccio adesso è consulenza marketing, che voi magari dite, questo magari non c'entra con la comunicazione e PR, invece c'entra veramente tanto, perché per trovarmi clienti, per propormi in giro, io sono attivo, sono presente, ho un casino di incontri creati grazie al social, grazie alle mie relazioni, ai miei contatti, però sempre grazie a un grandissimo lavoro di comunicazione PR, perché sono continuamente in contatto con realtà che so che potrebbero avere bisogno della mia consulenza, dei miei servizi. E quindi, per darvi un attimo un'idea, io ovviamente mi focalizzo sempre sulle realtà vitivinicole della regione e mi sto anche espandendo fuori in Alto Adige, in altre regioni come l'Emilia, però focalizzato sempre sul prodotto del vino, sul raccontare, comunicare il vino ad un pubblico preciso. Con questo sono anche dentro alla ristorazione, perché le due cose sono molto unite, continua avanti assieme. Le cantine senza ristoranti non potrebbero esistere così numerose, e ovviamente i ristoranti senza le cantine non avrebbero queste vibes da proporre, che ovviamente tanti di noi ricercano e anche vanno al ristorante per bere un buon calice. Quindi veramente una sinergia di cose che va avanti. E in tutto questo io praticamente creo il brand creation, quindi l'identità del brand, con magari realtà più piccole che sono alle prime armi con la comunicazione online, e quindi indirizzo una realtà a come proporsi, a come comunicarsi
online, su piattaforme social, e-commerce, sito internet, proprio per comunicare che ad oggigiorno non si può più viaggiare come si viaggiava. Il vino si è sempre venduto molto viaggiando, grazie ai produttori che hanno investito il loro tempo e esperienza anche viaggiando e comunicando il loro vino, regalando esperienze in ogni dove nel mondo. Ovviamente adesso questo non si può fare e quindi bisogna comunicarlo online, che secondo me possiamo raggiungere ancora un pubblico più elevato e un pubblico molto concentrato e focalizzato su quello che noi abbiamo da dire, perché ovviamente c'è il mondo su Instagram, Facebook, TikTok e Twitch, YouTube, però c'è una nicchia e quella noi andiamo a attaccare, insomma, come in tutti i settori. Quindi brand creation, strategic business development, questo qua è un focus più sviluppato alle vendite, grazie un po' così alla mia esperienza dei mercati e ovviamente mercati del vino, in base alle esigenze del cliente possiamo andare a sviluppare un business development focalizzato su certi mercati specifici. E questo ovviamente è molto più focalizzato sul business, su numbers, sales, vendite, però focalizzato su PR, perché ovviamente bisogna avere i contatti, bisogna comunicare, bisogna essere in contatto. E poi alla fine questa idea di communication strategies, anche per un'azienda magari che è già lanciata sui social e sull'online, però magari indirizzarli ancora meglio per identificare ancora di più la loro realtà e il loro prodotto. Quindi qua è un po' quello che io sto portando avanti adesso e sono qui grazie a tutte le esperienze che io ho fatto prima, quindi da St. Gilgen all'Australia, all'America, alla Yerman. Quindi veramente una sinergia, un filo conduttore che veramente mi ha portato qui e sono molto contento che mi ha portato qui perché adesso veramente lavoro sui miei obiettivi, sui miei progetti, non lavoro per nessun altro, diciamo, ovviamente lavoro per i clienti, però lavoro su sulla mia idea, sul mio progetto, che è quello di poter sempre come prima comunicare le eccellenze attraverso concetti innovativi. Quindi questo è un po' la conclusione di questa di queste mie esperienze che magari prima non sarei mai immaginato che sarei arrivato qui adesso, però ci sono, è un nuovo inizio, vedo che è già molto interessante e c'è già una richiesta molto forte e quindi we gotta keep going. E quindi così, torniamo alla fine, siamo alla fine con Make It Happen, sempre all'inizio, prima in un elicottero quando ero bambino, adesso è un aereo. Ho avuto la fortuna di entrare in un cockpit in inglese sarebbe, di un aereo di Southwest durante un mio viaggio 2 anni fa in America. E così diciamo così può giocarci con l'aereo, con tutte le persone dietro, quindi è stato molto, molto interessante. Comunque quello che vorrei lasciarvi è che siate voi stessi e comunicate voi stessi perché poi vedranno la vostra autenticità. L'autentico è importante, essenziale in questo mondo che ci sono tante cose e le persone ci fanno attenzione per 3 secondi, non più, quindi siate voi stessi, comunicate voi stessi e make it happen.